Il problema politico è quello che vengono affidati gli incarichi sempre agli stessi, a quelli che ne hanno già altri, a quelli che ne hanno appena avuto altri. Perché? Perché garantiscono fedeltà di partito. Nuovi vertici di ATS e Contarina sul filo del rasoio per Luigi Calesso di Coalizione Civica, che ammonisce la Lega. Attenzione ai problemi che le recenti nomine, quella di Fabio Vettoria, nuovo presidente di ATS, e quella dei consiglieri di Contarina, possono provocare in termini di incompatibilità. Questa considerazione nasce dalla normativa attualmente vigente nel nostro paese, che prevede delle incompatibilità come amministratori di società controllate dagli enti pubblici per chi ha avuto negli ultimi 2 anni incarichi in comuni, in consorzi di comuni e così via. Ora è evidente che nei casi di cui parliamo in questi giorni a Treviso, cioè ATS e Contarina, la legge viene rispettata. Si è trovato il modo di rispettarla, ad esempio non dando alcuna delega al presidente di ATS, ma questa situazione potrebbe cambiare domani, perché c'è già una proposta dell'ANAC al Parlamento, ad esempio, che prevede che chi ha fatto per 2 anni l'amministratore di un consorzio di comuni non possa comunque fare il presidente di una società controllata da comuni, anche se non ha deleghe. Per evitare di continuare a correre sul filo del rasoio, continua Calesso, sarebbe sufficiente nominare nei consigli d'amministrazione delle partecipate persone provenienti da altre esperienze. Si potrebbe tranquillamente cercare dei tecnici, dei competenti, delle persone in gamba all'esterno di questa cerchia ristretta. Problemi di incompatibilità non ce ne sarebbero, perché queste persone magari l'amministratore non lo hanno mai fatto, però ovviamente si rischierebbe di perdere la fedeltà di partito. Allora, per la casta padana la questione è che la fedeltà di partito è il requisito più importante. Solo se si ha la fedeltà di partito poi si va a vedere se una persona ha le competenze per gestire o no una società. Il meccanismo invece dovrebbe essere esattamente quello contrario.